questa sorpresa di nuovo arrivata alle 7:30 di sera, quindi sempre troppo tardi, come ormai ci ha insegnato il governo a dover subire, ed è un'ennesima mazzata. Una decisione che, visti i dati del Veneto, è arrivata un po' a sorpresa, dice Penzo Aiello, presidente dell'Associazione Veneto Imprese Unite, che evidenzia come questa ulteriore settimana in fascia arancione vada a pesare su una situazione già complessa per molte attività. Questi ultimi 5 giorni abbiamo ricevuto molte richieste da parte degli associati nel aiutarli a gestire il deposito della licenza o la chiusura dell'attività. Ormai molti sono arrivati allo stremo e si sperava che un ritorno in zona gialla ci permettesse almeno di salvare le aziende che ancora riescono a lottare, ma con un'altra settimana per molti potrebbe essere la fine. Solo nell'ultima settimana abbiamo ricevuto più di 20 aziende sparse in tutto il Veneto. A Treviso già in 4-5 stanno valutando questa cosa. Realtà dietro le quali ci sono famiglie in grosse difficoltà. Abbiamo sempre più associati che stanno anche iniziando a vendere la loro casa per poter avere liquidità da inserire nelle loro aziende. Padri di famiglia che hanno acquistato magari la loro abitazione appunto 10-15 anni fa e si sono trovati negli scorsi mesi a doverla vendere per andare in affitto e avere liquidità per poter pagare magari i conguagli dell'IRPEF, i canoni di locazione. La settimana scorsa Veneto Imprese Unite aveva organizzato un'iniziativa di sensibilizzazione aprendo i locali ai soli dipendenti senza clienti nel rispetto delle misure anticontagio. Ora però la misura è colma, aggiunge Aiello, e siamo pronti a nuove azioni. Non è detto che saremo ancora in grado di rispettare completamente invece le norme, nel senso che ormai la stanchezza e l'impossibilità di andare avanti è arrivata al massimo e quindi le prossime azioni su cui stiamo lavorando può essere che creeranno del disagio vero,